Lo salta prima. Dietro. Yes! Musica, ingresso, double team, freestyle motocross, l'apertura in compagnia di Simone Cesare, facciamogli un applauso allora! Simone, è lui che apre le danze come consueto, FMX, e anche questo, il Piaggio che prende il via, tra l'altro ne ha svariati là nel camper, cioè a terra lo spacca, lo cambia e via, e lo show va avanti, il show must go on, ancora il Can-Can, ma guarda che io veramente, lui lo adoro, te lo giuro, un applauso a Motor Party, dai! Simone Cesare, facciamo sentire le mani, mamma mia! Ma come gli è venuto in mente a lui di fare queste cose qui? Mamma mia, fantastico Simone, veramente la novità del Motor Party 2013, guardalo qui che arriva con la canotta a scacchi, mamma mia, sembra che va a prendere l'aperitivo, guarda, fantastico, veramente, c'è ancora, eccolo qui, ancora uno. Ne fa ancora uno. Scusami Pastor, a me ricorda la scena iniziale. Dillo. La scena iniziale del ciclone quando lui parte a chiodo e pese a terra nel firile. Ok, un applauso ancora a Simone Cesare, dai Motor Party, non vi sentiamo! Eccolo qui sul landing, solo per voi, allora presentiamolo come si deve, facciamo sentire l'applauso per Simone Cesare! E intanto stanno arrivando anche gli altri tre protagonisti, i tre riders del freestyle motocross. Li presentiamo prima di iniziare, già lo sapete, per ognuno di loro l'applauso più forte che possiamo, partendo dal primo presente, Acabatiemo Black, dalla Toscana, fuori le mani per il nostro Davide Rossi. Yamaha Stroke 450, il numero 18, Motor Party sempre solo, Carlo Caresano! E infine, ultimo ma non ultimo, la KTM, l'ideatore anche della mototerapia, quindi già solo per questo si merita tutto il nostro applauso. Fatemi sentire le mani, la voce, il rumore per Donny Otero! Ok, li abbiamo presentati, adesso è arrivato il momento di iniziare a fare sul serio, quindi occhi puntati verso il cielo, verso l'alto, perché tra poco sarà nuovamente occupato dai nostri riders a partire dalla KTM di Vagliodera, subito in Shaolin, oltre al manubrio per lui, vediamo alle sue spalle The Body per Davide Rossi. Occhio qui, il crepe di Carlo Caresano con la Yamaha 4 tempi. Hai capito adesso la differenza di inclinazione? Ok. Qui sto facendo anche un accelerato di freestyle. Vedi? Uniamo l'utile e il dilettevole. Attenzione, intanto si continua, si prosegue. Nuovamente Art Attack ancora con Vagliodera, attenzione, altra KTM.